Un breve aggiornamento sulla situazione maltempo. Negli scorsi giorni, come avrete sicuramente visto, i vigili del fuoco e i volontari di protezione civile sono stati al lavoro per intervenire prima di tutto sulla vegetazione che è caduta e sugli alberi di alto fusto che sono caduti in strada, ma anche sui tetti delle case, con l'aiuto appunto dei volontari di protezione civile che hanno realizzato ulteriori sacchi di sabbia a disposizione della popolazione. Qui ci troviamo nella zona dello Sgrigliatore che nelle scorse ore ha lavorato per raccogliere tutto il materiale che purtroppo il fiume ha raccolto a causa del maltempo. Ci sono ancora delle situazioni che vanno sistemate, ancora delle situazioni che vanno curate, ma chiedo a tutta la cittadinanza un po' di pazienza. Stiamo tutti intervenendo, sia le forze comunali, come dicevo, sia quelle dei vigili del fuoco che dei volontari di protezione civile, e confidiamo nelle prossime giornate di sistemare l'intero territorio, di riordinare l'intero territorio. Quanto ai danni causati ai privati, agli immobili comunali e alle aziende, ho scritto al vicepresidente Riccardi e alla protezione civile regionale indicando quale sarà la linea che vorrò tenere, identica purtroppo ai fatti del 1° agosto, e quindi quella di richiedere ai cittadini una stima preliminare dei danni. Vi daremo aggiornamenti sulle tempistiche e sulle modalità a breve.